Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con la velocità da parte di Fulmine SM che prova ad andare al comando. Numero 2, Freeloader mentre ha Cis sbagliato il squalificato. favorito Freeloader Cis. In terza posizione invece l'altro favorito Futurity EK. E così Fulmine SM al comando dopo i primi 200 metri passati in 16,3. Seconda posizione per Fernandel Numero Mick, 5, la terza Fabio per Enzo Futurity Jet EK. squalificato. Poi First Lady La Torre, quindi Numero Fair Play 7, Fox. Friulano Jet Si squalificato. completano i primi 400 metri di corsa passati in 32 dal leader Fulmine SM che, presa la testa, per il momento mantiene il ritmo abbastanza blando. Segue a un paio di lunghezze Fernandel Mick, terza posizione per Futurity e K, poi First Lady La Torre e ancora Fair Play Fox. 600 metri in 48,3. Fulmine SM che guida su Fernandel Mick, Futurity e K, First Lady La Torre, Fair Play Fox. Non cambia assolutamente nulla. Il completamento del primo giro passato in 1,4. Mantiene il ritmo costante sul piede dell'1,20 Antonio Greppi. Ritmo che senza ombra di dubbio non è trascendentale. E il primo chilometro viene passato in 1,20 spaccato, ancora un 16. Svizzero. Ripetiamo, numero 2, Freeloader di Cis Antonio Greppi, che squalificato. continua a governare i parziali come vuole, mentre all'esterno muove Futurity e K ora con decisione a un giro dalla fine. Si accelera sotto alle tribune perché Futurity e K va a mettere pressione a Fulmine SM. Terza posizione rimane Fernandel Mick, poi ancora First Lady La Torre, Fair Play Fox, fresca del Sile. La curva passata in 15, si accelera ora in progressione con Fulmine SM in vantaggio che cerca di mettere in difficoltà Futurity e K che è al suo esterno. Poi Fernandel Mick, 500 al palo, Fulmine in vantaggio, Futurity all'esterno, Fernandel lungo la corda, 14,7 di là, 2,4,8 il miglio. Fulmine SM mantiene mezza da gestire nei confronti di Futurity e K che ci prova all'esterno. In corda c'è Fernandel Mick al termine della piegata conclusiva. Fulmine SM affronta la retta d'arrivo in vantaggio nei confronti di Futurity e K che ci riprova di dentro mentre galoppa Fernandel Mick. È in vantaggio Fulmine SM, galoppa anche Futurity e K. Fulmine SM vince nettamente nei confronti di Fair Play Fox al terzo First Lady La Torre. 1,18 ragguaglio cronometrico per il successo di Fulmine SM Antonio Greppi, che interpreta per Gabriele Ballotta i colori del team Ballotta per il 4 anni da Cices Ciacchiti, che vince in percorso di testa. Vince su un gruppo che finisce per gran parte squalificato. Lui si impone nettamente, mai avvicinato dai rivali. Al secondo posto finisce Fair Play Fox, al terzo dovrebbe essere First Lady La Torre, quindi in numeri 4, 10, 3 il probabile arrivo della prima.